Un giovane Canova muoveva i suoi primi colpi di scalpello a Padova e a questa sua attività, che pure ha prodotto alcune opere conservate al Museo degli Eremitani, Padova ha dedicato un convegno di studi che completa il percorso delle celebrazioni nel bicentenario canoviano. Abbiamo allargato di un anno fino alla fine dell'anno prossimo il tempo delle celebrazioni e quindi dopo la grande giornata di Possagno e dopo l'apertura della mostra di Bassano c'è la giornata di Padova e nel prossimo anno avremo la giornata di Ferrara. È importante che Canova faccia l'impresa di riportare in Italia le opere portate fuori Italia da Napoleone, perché le persone davanti alle opere d'arte devono formare il loro gusto, la loro sensibilità, capire cos'è l'Italia, cos'è lo spirito italiano, cos'è il rapporto con la tradizione, con l'antico. E per questo è evidente, come io dico da tempo, che almeno per gli abitanti di una città i musei dovrebbero essere case aperte, gratuiti. Non c'è polemica tra me e il Ministro, che ha una visione, come dire, più materiale. È anche vero che tutti i musei producono profitto, ma il profitto non è quello che importa, il profitto è l'educazione e la formazione morale degli italiani. Padova conserva piccoli tesori canoviani, la statua di Giovanni Poleni commissionata dal patrizio veneziano Leonardo Venier, Alvise Vallaresso in veste di Esculapio, il busto del doge Paolo Renier, il modello in gesso della Maddalena Penitente e la stele Giustiniani dedicata al vescovo Nicolò che fondò l'ospedale cittadino, ma anche 4 sculture a Palazzo Trento che fu dei Papa Fava. Il legame strettissimo tra i Papa Fava e altri grandi protagonisti della vicenda storica, culturale e politica di Padova, ma quello che è affascinante è che anche Padova è coinvolta storicamente in quello che è il grande ruolo di protagonista di Canova come responsabile per il Papa di che cosa? Delle restituzioni napoleoniche, l'aspetto meno conosciuto. Rimase dentro il Louvre a imballare tutte le opere d'arte che Napoleone aveva trafugato dall'Italia e fu un'operazione difficilissima, portò a casa Laoconte, la trasfigurazione di Raffaello, le quadrighe che oggi voi vedete a Venezia erano sul Carrefour, erano sull'Arco di Trionfo parigino. Qual è l'idea? Che il patrimonio culturale italiano è fatto di quadri, di argenteria, di statue e di contesto, di città, di borghi, di monumenti. Ecco, la bellezza, l'intuizione canoviana è proprio questa. È colui che in un certo qual modo, restituendo le opere, farà sì che nasca i Musei Vaticani, Brera, l'Accademia. Sono tutti musei che nascono dopo l'idea folle di creare un museo universale al Louvre depredando le opere del nostro paese. Ci sono testimonianze dell'amore di Canova per Padova, un amore ricambiato e reso evidente in Prato della Valle. Nella vita di Canova c'è stata anche una stagione padovana, ricca di opere, ma soprattutto direi con una partenza che è la sua immagine nel Pantheon dei grandi che è il Prato della Valle di Padova, dove lo scultore unico vivente tra dogi, letterati, poeti, filosofi, matematici, sta scolpendo un ritratto di Antonio Cappello. E questo è interessante per far comprendere quanto il pittore, che era ancora relativamente giovane, fosse in partenza, diciamo, no? Per una vita assolutamente fuori del comune.